Bene. Gianni, siamo qua, dal muretto. Questo è uno degli incontri più importanti del festival e ci tenevo in modo particolare a presentarlo perché il titolo di questo incontro è quello che in qualche modo ha fornito l'idea del tema del festival in sostanza, perché se ce lo dobbiamo confessare ci sono persone della mia generazione per cui conta più la rivoluzione musicale degli anni 60, forse, sto dicendo una bestemmia, della rivoluzione russa, o almeno diciamo nella memoria rimane tra le cose che uno legge, che frequenta, che pratica. È più facile che ascolti un disco dei Beatles che non che legga un libro di Lenin oggi, è probabile. Appunto il verso che dà il titolo appunto è quello della canzone Revolution del disco bianco dei Beatles che esce nel 1968. Ecco, quello che è successo in quegli anni dal punto di vista musicale ha cambiato radicalmente la musica che ascoltiamo, la musica che si ascolta, diciamo. Io mi ricordo benissimo il prima e il dopo perché erano gli anni in cui ero al liceo, e in quegli anni poi è stato prodotto nel giro di pochi anni una tale quantità di musica di altissima qualità con tantissimi gruppi che poi appunto oggi uno dice che sembra quasi di poter verificare che chi fa musica oggi sembrano quasi condannati a essere degli epigoni di quell'esperienza musicale. Quindi questo ricostruire questa vicenda è un momento fondamentale. Poi naturalmente c'è anche l'altra vicenda contemporanea e collegata del premio Nobel per la letteratura Bob Dylan, e diciamo siamo credo arrivati completamente al tema. Per parlare di questo, anni fa era venuto a parlare di un tema simile Franco Fabbri, musicologo, frontman degli Stormy Six. Oggi abbiamo John Vignola, che tutti abbiamo la fortuna di poter ascoltare ogni mattina su radio della RAI, Radio 1, grande esperto della materia, e a lui piacere di presentarlo, a lui la parola. Grazie Mario. Vi chiedo scusa in anticipo perché proprio sul solco di quello che ha detto Mario questa sarà una performance, non rimarrò vestito e nemmeno mi metterò a dipingere o a cantare, quindi state tranquilli, ma questa enorme parola che è rivoluzione applicata alla musica pop ha avuto delle straordinarie espressioni, quindi l'idea è quella di farvene ascoltare qualcuna e poi forse di contestualizzare. La rivoluzione di cui cantano i Beatles nel 1968 è una rivoluzione che li vede già in seconda linea, prendono le distanze. Revolution 1 insieme a Revolution 9 fa parte dell'album bianco, ma c'è un'ulteriore versione di Revolution che finisce su un 45 giri, dove la voce di John dice che non puoi pensare che io faccia parte di una rivoluzione che viene portata avanti con le immaginette del presidente Mao. Quindi c'è da parte di uno che sarà paradossalmente molto più rivoluzionario politicamente parlando, ovvero John Lennon alla fine degli anni 60, la riaffermazione che il pop e il rock è un linguaggio autonomo anche da quello che succede intorno al mondo. Quindi c'è questa ambiguità di fondo che io non è che voglia frequentare, ma che vi voglio raccontare. Un'ambiguità, appunto, il premio Nobel a Bob Dylan lo dimostra, che può pagare a livello poetico, perché in piena rivoluzione in realtà Bob Dylan è il primo che si sottrae a una vera e propria idea politica della canzone. Sentiremo anche lui parte
dal movimento del folk di protesta, con canzoni che sono diventate, insieme a quelle cantate da John Baez, un abbecedario per tutti quelli che andavano a Newport, ma nel 65 e nel 66 è già lontanissimo, racconta dei fatti suoi, scrive una canzone come Visions of Joanna, che è una storia d'amore a più livelli, oppure Like Rolling Stone, dove sembra che prendere le posizioni sia importantissimo. Allora, in onore di Mario Cubeto, però, io vorrei cominciare con una canzone che è tutta italiana, o forse no, forse è tutta, se parte, perché, o forse è tutta da un altro quando, dove la rivoluzione, almeno nell'Unione Sovietica, c'è davvero stata. Credo, almeno nella melodia, l'Internazionale, l'inno dei lavoratori che diventa fino al 1944 anche l'inno dell'Unione Sovietica. È questa che sentite una versione militante di un gruppo italiano. Loro si chiamavano Area, al basso a primeggiare c'è Aresta Volazzi, che è uno che poi sbarcherà il Lunario dopo la fine degli Area con Francesco Guccini dal vivo insieme a Elena De Bandini. La voce non la sentite, ma la voce degli Area è quella di uno dei più grandi rivoluzionari della musica italiana, che anche se non era italiano d'origine ma arrivava dalla Grecia e dall'Egitto, Demetrio Stratos. Sì, facciamolo un applauso a Demetrio. Questo brano è particolarmente significativo per questo discorso sulla rivoluzione in musica, perché arriva da un festival che ha attraversato gli anni 70 italiani, un festival sicuramente fatto di cose meravigliose ma anche di grandi contestazioni, il festival come veniva chiamato del proletariato giovanile al Parco Lambro. Nel 1975 uno dei momenti più contestati di quel festival è stato filmato, così come il Monterey Pop International Festival, quello di Woodstock, in uno dei momenti più contestati, dove agli Area vengono riservati dei veri e propri bulloni da parte degli autonomi, viene fuori questa versione dell'Internazionale. Ho voluto partire con un brano fatto da una band italiana per dire semplicemente che lo stile degli Area, che conoscerete, è uno stile che affonda le sue radici dall'improvvisazione, dal jazz. Dietro di loro c'è un'etichetta come la Cramps, che è un'etichetta a dir poco militante, Gianni Sassi, che scriveva i testi delle loro canzoni, Demetrio Stratos, Aresta Volazzi e Sergio Tofani. Insomma, c'è dei grandi musicisti che decidono di appartenere
ha un'idea anche politica della musica. La cosa impressionante delle loro canzoni, a parte questa versione internazionale, è che il loro stile invece in Gran Bretagna era uno stile dichiaratamente reazionario, perché era il prog che veniva portato avanti da invece quelli che erano un po' convinti che la musica alta, la scena di Canterbury, o meglio, o peggio ancora Emerson, Lake and Palmer, i Genesis, gli inarrivabili King Crimson, ecco, la musica rock avesse bisogno di una giustificazione culturale. Erano assolutamente dall'altro versante rispetto a chi invece faceva della musica una militanza, con però un'attitudine linguistica completamente diversa. Insomma, la musica rivoluzionaria degli anni 60 non è la musica rivoluzionaria italiana in questo continuo ribaltamento semantico, ma è molto più semplicemente il rock and roll, per esempio, di un pezzo bellissimo cantato dalla band forse più psichedelica di San Francisco, dove la voce di Grace Slick incita chiunque a trovare qualcuno da amare. È sostenuta dalla voce di Grace Slick, è una canzone anche molto semplice, Somebody to Love, che riprende un tema che era anche del soul. Solomon Burke forse è il capostipite di canzoni come questa, Everybody Needs Somebody to Love, che finirà poi per essere un grande successo, anche perché la riprenderanno due bianchi che fanno gli attori ma anche gli intrattenitori al Saturday Night Live Show. Sono Dan Aykroyd e John Belushi che faranno di Everybody Needs Somebody to Love l'inno insieme ad altre canzoni dei Blues Brothers. Somebody to Love è una canzone che Grace Slick si porta da un altro gruppo di San Francisco che si chiama Great Society, insieme al cognato dell'epoca. Scrive Somebody to Love, scrive un altro pezzo meravigliosamente psichedelico che è la rilettura in 2 minuti di Alice nel Paese delle Meraviglie, White Rabbit, e questa musica non ha niente della complessità che ci aspetteremmo da una musica militante rivoluzionaria a cui abbiamo voluto noi immaginare in Italia, una musica che invece adotta un linguaggio che è quello del rock and roll e del blues, molto più diretto, dove le parole sono alla portata di tutti e soprattutto la melodia può essere intonata da chiunque. La vera rivoluzione, diciamo così, linguistica del rock degli anni 60, che era partito rivoluzionario e controcorrente perché i primi esponenti, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Buddy Holly, avevano sempre una particolarità che andava più o meno volontariamente contro il sistema. Elvis Presley davanti a una telecamera o durante un concerto diventava una macchina del sesso, era assolutamente fuori norma rispetto a quelli che erano i canoni della trasmissione televisiva e dei singoli pop che andavano all'epoca. Jerry Lewis era uno che prendeva letteralmente a gomitate il suo piano e che un paio di volte lo incendiò. Johnny Cash fu il primo
Johnny Cash che faceva il rappresentante di frigoriferi, arriverà in questo posto baciato dal dio del rock che si chiama Memphis, lo stesso dove c'è la Sun Records ma anche la Stax Records negli anni 60, e arriverà in questo posto e distruggerà tutti gli amplificatori dello studio, molto prima, e questo gli capiterà anche dal vivo, molto prima che lo facessero i Clash, quindi a metà degli anni 50. Dicevo che il rock and roll nasce più che rivoluzionario come un fattore di scompiglio rispetto a quello che è il rassicurante panorama della musica statunitense. Una decina d'anni abbondanti dopo il rock ritorna su questo essere capace di intercettare, se non lo scompiglio, almeno le cose che stanno cambiando. La scena rivoluzionaria, e arriveremo ai Beatles e anche a Bob Dylan, però questo è il magnete, arriva da lì, è prima quella di New York, ma a New York il Greenwich Village, il folk hanno una radice ancora più forte che quella della Beat Generation e prima ancora del jazz, che non intercetta il rock per qualche mese. Ci vorranno Bob Dylan, ma soprattutto ci vorrà un posto baciato da un clima particolarmente favorevole e dal fatto di essere una zona di confine, di frontiera, perché la California non è stata sempre statunitense, è un posto dove si possono incontrare i surfisti che fanno parte della classe alto borghese statunitense, che vanno per esempio a Venice a prendere le onde più alte, ma anche invece quelli che vivono nelle comuni, ispirandosi a un movimento che non è statunitense, perché gli Stati Uniti importano moltissimo, ma è olandese, ovvero i Provos, che nei primi anni 60 ad Amsterdam innescano quest'idea della vita comunitaria, di aprire le famiglie. I Provos, per dirvi, sono quelli delle biciclette bianche. Ad Amsterdam ci sono queste biciclette negli anni 60 che possono essere prese da chiunque e lasciate in mezzo alla città. È una storia incredibile che si riflette anche negli Stati Uniti. Per farvela breve e semplificare, il rock trova un suo momento di appartenenza, perché diventa il linguaggio di questi ragazzi che vivono sperimentando per esempio sostanze come l'LSD, che non è ancora stato dichiarato illegale nel gioioso e solare stato della California, che però è governato da un ex democratico e convinto repubblicano perché ha paura dei comunisti, che si chiama Ronald Reagan. Un posto appunto dove si può sperimentare con la musica e dove ci sono i Jefferson Airplane che scrivono e interpretano canzoni come White Rabbit, e c'è un gruppo che regala ai Jefferson Airplane una canzone che è il primo inno, se volete, all'amore libero pubblicato in America. Io qui ve la propongo nella sua versione originale, si chiama Triad e prevede che l'amore libero possa anche coinvolgere non 2 ma addirittura 3 persone. La scrive uno dei grandi del folk statunitense che si chiama David Crosby, la scrive in un gruppo, i Byrds, che anche qui hanno un ruolo importantissimo nella musica folk degli anni 60, perché sono i primi che prendono una canzone di Bob Dylan e la interpretano con le chitarre elettriche. La canzone si chiama Mr. Tambourine Man, si urla lo scandalo, in realtà nasce un altro sottolinguaggio che è il folk rock. Una delle menti creative dei Byrds è David Crosby, che litiga costantemente con l'altra mente creativa, che è più normativa, che si chiama Roger McGuinn. Il motivo per cui a un certo punto David Crosby viene cacciato dai Byrds è questa canzone.
find something new. If you're crazy too, I don't really see why can't we go on as three. Questo testo racconta con una certa vena poetica come se ci amiamo in due perché non dovremmo anche amarci in tre. Lo fa con una progressione anche un po' drammatica, è la voce narrante che cerca di convincere una terza persona che un rapporto può andare avanti anche in tre. È una canzone all'epoca che ribalta anche un certo tipo di idea del pop, verrà scartata da un disco che stanno facendo i Byrds e diventerà uno degli inni dei Jefferson Airplane. Si chiama Triade, triangolo, e affronta semplicemente la convinzione di una generazione, dicevo, il rock rivoluzionario. Il rock, più che essere rivoluzionario, accompagna questo cambiamento del costume che è legato alle contraddizioni insanabili degli Stati Uniti dell'epoca, insomma la partecipazione sempre più cruenta alle guerre altrove, il Vietnam, dove moltissimi dei soldati che vanno non sanno nemmeno il Vietnam dove sia esattamente, vanno a combattere e a morire. È una generazione che viene poi raccontata anche da un musical, quindi diventa anche mainstream, il musical Air, che invece è contro tutto questo. Si innescano dicevo per esempio il rapporto con le droghe nella California. L'LSD è una droga, non è diciamo rubricata come droga fino al 6 giugno 1966, una data, come potete immaginare, 66 apocalittica, quando una serie di poliziotti fanno irruzione in un loft dove un famoso sperimentatore di sostanze affini terapeutici che elettrificano Bob Dylan, perché dietro a questo grande cambiamento ci sono proprio le sue canzoni che accompagnano inizialmente i cambiamenti sociali e lo fanno con una vena che è squisitamente poetica. Non sono le prime canzoni di Bob Dylan semplici canzoni di protesta, come dimostrerà poi il resto della sua carriera, fino anche alla giustissima, secondo me se ne è parlato anche a sproposito, soprattutto in Italia, al giustissimo conferimento del Nobel per la letteratura, giustissimo perché giustifica anche la forza della canzone, che è poesia per tanti motivi. Ecco, Bob Dylan anche quando scrive canzoni di protesta lo fa con un taglio poetico che è superiore agli altri, è per questo che canzoni, per prenderne una come The Times They Are Changing, diventano un canone e vanno al di là quasi del momento in cui vengono scritte. La canzone che ascoltiamo adesso in realtà cita, come faranno molti dopo di lui, la Bibbia, l'idea del cambiamento inesorabile, l'età dell'uomo, e molti ci vogliono vedere soltanto il momento in cui è stata scritta. In realtà è una canzone universale sul cambiamento che, se non si accetta, finisce semplicemente per ucciderci tutti. Ecco, così come ho ucciso questa canzone. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing.
mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Se avete sentito, ecco vabbè, se avete sentito e se avete capito le parole, ma ve le spiego io, di questo testo, se conoscete l'inglese, è un testo che va al di là se volete, della cosiddetta committenza che c'è sempre, tante volte nella poesia, per motivi anche semplicemente gerarchici. Questa canzone, The Times They Are Changing, racconta, prendendo a prestito figure della Bibbia, ma anche così del mondo della poesia, come di fronte al ricambio delle generazioni, di fronte alla marea del cambiamento, non ci si possa sottrarre. È un discorso con questa voce affilata che Bob Dylan ha, siamo nel 1964, questa canzone rivoluziona l'idea del folk, e questa è una rivoluzione sia estetica che, scusate il termine, semantica, o semplicemente perché Bob Dylan innanzitutto non ha la voce del classico cantante o cantautore folk di quel periodo. Le voci sono molto più nobili, sono voci baritonali, tenorili, con una melodia molto più spiccata, quelle di per esempio Peter, Paul e Mary, oppure di uno che si chiama Fred Neil, che ha una bellissima voce baritonale che attraversa il Greenwich Village, che è quello che ha scritto per esempio Everybody's Talking, che poi finirà nella colonna sonora di Nuovo da marciapiede di John Schlesinger. Cioè sono canzoni, la stessa voce meravigliosa con questo vibrato di John Baez, è una voce che appartiene a un canone folk che è fatto di cortesia e di melodia. Bob Dylan ha una voce che è affilata, non dico sgraziata, dico fuori dai canoni del folk che all'epoca è in voga. È una voce più impastata di oscurità, è più attinente al blues, se volete. Con questa voce quindi che è fuori dal canone, che gli creerà un sacco di problemi all'inizio, perché molti fonici registreranno il suo livello di voce più basso per ammorbidirlo. È per questo che il primo disco non ha un grande successo, ma chi lo scopre si chiama John Hammond, lo stesso che ha scoperto voci incredibili della storia non solo del rock ma del jazz. Pensate, John Hammond è quello che ha scoperto nell'ordine Billie Holiday, Bob Dylan, Bruce Springsteen e qualcun altro. Intercetta questa voce di questo ragazzino che è scappato da casa, da Duluth, dove viveva, e che non si chiama Dylan, ovviamente si chiama Zimmerman, e sente questa voce incredibile e lo porta in uno studio di registrazione. Il resto è storia. Questa voce si imporrà perché è una voce originale e anche perché quello che canta è fuori dai canoni. The Times They Are Changing è minacciosa, il cambiamento spazzerà via tutti, non è consolatoria. Ce n'è un'altra importante, Masters of War, i padroni della guerra, i signori della guerra, che forse è più canonica come contenuto, ma che sembra una punizione divina che si abbatte contro chi è stato ingiusto. C'è appunto la Bibbia, che come sapete negli Stati Uniti è il libro che trovate in ogni motel, in ogni albergo, in ogni ristorante, è un punto di riferimento per chiunque, e c'è in questo caso davvero una rivoluzione. Bob Dylan è così rivoluzionario in realtà che nel momento in cui tutti quanti applaudono canzoni come queste, lo ospitano al Festival di Newport, il tempio della musica folk, decide di andare in una direzione completamente diversa, una direzione, per dire alla Fabrizio De André, ostinata e sempre contraria, che lo portano a una canzone
che gli attirerà i fischi di tutti quelli che lo amavano prima, lo chiameranno Giuda, lo butteranno nel cestino, ma che nello stesso tempo lo renderà una rockstar. E Bob Dylan è la prima rockstar consapevole di fare anche un discorso politico, che però non è semplicemente quello di un movimento, è quello della rivoluzione del linguaggio. E la canzone, che da questo punto di vista rivoluziona davvero tutto, inizia con uno sparo che in realtà è un rullante della batteria, e si chiama, come un grande classico di Muddy Waters, Rolling Stone, come un gruppo che già esiste, ma secondo me supera queste due situazioni che c'erano prima in virtù di una vena artistica formidabile. Like
molto apprezzata, essere senza una direzione, come si sente essere una pietra che rotola, no? Questo continua a ripetere in questa canzone che abbiamo ascoltato dall'inizio alla fine perché se lo merita, di Bob Dylan, dove è passato nemmeno un anno da The Times That Are Changing, è cambiato completamente il modo di intendere la canzone. Mentre The Times That Are Changing era una forma chiusa, circolare, con il ritornello, anche qui c'è il ritornello, apparentemente c'è la forma chiusa e circolare, ma in realtà questa è un'invettiva che racconta forse di una donna che Bob Dylan ha amato tanto e che ha scaricato. Questa è l'interpretazione più bassa, ma forse anche la più reale, chi lo sa. Miss Lolly, Miss Solitudine, una che era abituata a essere riverita e servita, adesso non riesce nemmeno a sbarcare il lunario. Like Rolling Stone però è come le canzoni che diventano poesia, è una delle spiegazioni per cui Bob Dylan si merita un Nobel e se le merita la canzone, perché in questo pezzo ci sono tantissime chiavi di lettura. C'è appunto un riferimento interno. Rolling Stone è una delle figure delle figure archetipe del rock. Il Rolling Stone di Muddy Waters è una di quelle canzoni in cui il blues, che fino a quell'epoca è soprattutto acustico, diventa elettrico, il blues del delta del Mississippi. E The Rolling Stone è il nome con cui decidono di chiamarsi 5 ragazzi che vivono a Londra, che sono innamorati non solo di Muddy Waters ma di un altro signore che si chiamava Robert Johnson, e fanno questo atto d'amore nei confronti di una musica lontanissima, il blues. Like Rolling Stone non si può chiamare Like Rolling Stone così per caso, è una citazione diretta, lo capisce anche chi non è attento. E nella storia di questa ragazza che finisce in rovina, in realtà c'è la storia di Bob Dylan che non ce la fa più a compiacere quelli che vogliono da lui solo canzoni di protesta. Più che dirlo direttamente, decide di rivoluzionare il suo linguaggio. Cosa fa? Prende una band di ragazzi che non sanno suonare benissimo gli strumenti, però sono attenti ai tocchi, a quello che uno strumento può fare in una canzone. Uno di questi si chiama Al Cooper. Al Cooper, avete sentito questo organo Hammond? L'organo Hammond è una delle grandi invenzioni degli anni tra i 50 e i 60 che rivoluziona il linguaggio del pop. Cooper tiene 3 note in questo pezzo, ma lo fa con una tale violenza e con un uptone, cioè con un volume così alto, che questo organo è una delle cose che ricordiamo di Like Rolling Stone. E poi c'è la chitarra di Mike Bloomfield, che invece è un grande virtuoso dello strumento, che rende il pezzo tutt'altro che noioso, movimentato. È una svolta. Nel 1965, vi sembrerà impossibile, una canzone del genere era una rivoluzione per le radio, perché andava ai concerti, tant'è vero che Bob Dylan proprio in quell'anno arriverà, firmato da uno che non è un grande appassionato di musica, ma che da quel momento diventerà invece il regista degli eventi musicali, si chiama Don Alan Pennebaker, lo filma mentre lui arriva in Inghilterra e si fa fischiare da chiunque. Bob Dylan è tutt'altro che simpatico in quel periodo, e credo anche un po' nel resto della sua vita non abbia brillato per empatia con gli altri esseri umani. Tra le altre cose gli capita di incontrare in questa calata in Inghilterra in cui viene filmato uno che avrebbe dovuto essere il suo sosia nelle intenzioni della casa discografica adiacente, come cantavano Cocchi e Renato, il suo sosia britannico, in realtà di origine scozzese e gallese, si chiama Donovan Leitch. Lo tratta talmente male che dopo quell'incontro il povero Donovan farà la sua piccola grande rivoluzione, entrerà in uno studio con dei session man che all'epoca campavano suonando nei dischi degli altri, che hanno dei nomi ancora totalmente sconosciuti ma che diventeranno invece famosissimi da lì a poco. Chi produce quel Donovan è John Paul Jones, che sarà poi, come sapete, il bassista e il tastierista dei Led Zeppelin, e chi suona la chitarra, per esempio in questa Hardy Gardy Man, è niente meno che Jimmy Page. Thrown like a star in my vast, if I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the world began, the man came singing songs of
Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy, 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 sigh. Hurdy-gurdy, 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 hurdy-gurdy. Hurdy-gurdy, 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 sigh. Dimostrazione di come la chitarra e anche il sitar che a un certo punto si sentono sono di Jimmy Page, è la dimostrazione di come un tendente alla quiete, ecco, cantautore scozzese possa cambiare completamente orizzonte. Ci sono altre canzoni di Donovan che sono su questo versante psichedelico aperto, impensabile per chi aveva ascoltato i suoi primi pezzi. Si chiamano per esempio Season of the Witch o Sunshine Superman, e Donovan avrà questa fiammata musicale che durerà 3 anni ma che non riuscirà mai più a riacciuffare, che rende questi pezzi intramontabili. Bob Dylan è stato quindi anche un catalizzatore, e siamo arrivati ai Beatles, perché in quella stessa occasione, se qualcuno ha visto il film di Todd Haynes, Io non sono qui, che ormai credo abbia una decina di anni, è un tentativo, secondo me anche riuscito, all'epoca venne trattato parecchio male, di un regista libero di interpretare tutte le varie fasi di cambiamento di Bob Dylan. È un film che vi consiglio di vedere, girato con 5 diversi attori che interpretano appunto Dylan nei suoi continui cambiamenti. Il Bob Dylan di metà degli anni 60 è interpretato da una donna ed è ripreso in bianco e nero, e c'è anche il momento che dura 1 minuto in cui Bob Dylan e i Beatles si incontrano, un momento leggendario che in realtà ha un antefatto di 1 anno prima. Si dice che Bob Dylan abbia fatto fumare ai Beatles il loro primo spinello, si dicono tantissime cose, ma quello che sicuramente Bob Dylan ha innescato è una reazione soprattutto nei confronti di John Lennon che invidia senza mezzi termini la capacità che ha Dylan di raccontare storie. Ci sono testimonianze anche scritte nei libri che John Lennon, erano libri di filastrocche, nonsense, di poesia, ha dedicato in qualche caso proprio a Zimmerman, che dimostrano che c'è un legame tra i due. È un catalizzatore, dicevo, perché è grazie sicuramente a Bob Dylan che John Lennon comincia a scrivere canzoni, che ne so, come In My Life, per dire, oppure che si allontana sempre di più dalla semplice strofa e ritornello dei pezzi dei Beatles del primo periodo. Dicevo che i Beatles rimangono colpiti da Bob Dylan, e l'altro, quello che viene colpito di più da questi momenti in cui il rock diventa anche politico e diventa sociale in America, è uno che è sempre stato considerato un po' dei Beatles, dei due più creativi dei Beatles, il più reazionario, quello più sdolcinato, meno attento alle cose che cambiano. Peccato che Paul McCartney sia quello che invece, proprio frequentando gli Stati Uniti, perché va a trovare la fidanzata dell'epoca, June Asher, che compie gli anni lì, si trova a San Francisco, capisce che quella musica è una musica che porta in sé
qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. È grazie a Paul McCartney che nasce una delle opere più importanti. Io non so se si possa definire ancora rivoluzionario, ma sicuramente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che usciva esattamente 50 anni fa, poco di più, è stato uno di quei manifesti in cui il rock dipinge se stesso e lo fa con grandissima arte. È grazie a Paul McCartney, che era l'unico che voleva questo grande affresco d'epoca, che abbiamo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ed è grazie invece a John Lennon che abbiamo canzoni che non sembrerebbero rivoluzionarie, ma poi vi spiego, secondo me lo sono, come questa Being for the Benefit of Mr. Kite. Mr. Kite, there will be a show tonight on Trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 Somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Questo pezzo è il pezzo più complicato, secondo la stessa ammissione del tecnico del suono e soprattutto quinto Beatles, George Martin. Non era un semplice tecnico del suono, era un produttore. In realtà il tecnico del suono di questa canzone è Geoff Emerick. Viene riassemblato e messo insieme 110 volte perché John Lennon, che ha visto un manifesto di uno spettacolo circense dell'800, appunto da cui prende il titolo Being for the Benefit of Mr. Kite, vuole che si senta la segatura del circo nel pezzo. Allora, quello che avete sentito, la parte musicale, è assolutamente casuale, come se noi adesso lo potremmo fare facilmente, no? Con un computer, un programma, prendiamo una linea melodica, la spezzettiamo e la mandiamo in sequenza casuale. Invece questo venne fatto a mano, ci vollero moltissimi giorni, ci sono strumenti esotici, c'è una calliope, c'è un valzer che diventa una mazurka, dei cambi di tempo che lì per lì non si colgono, e c'è soprattutto l'idea che la canzone è un oggetto, per l'epoca 1967, assolutamente un concetto avanti coi tempi, è un oggetto che cambia, che può mutare completamente. Nell'idea originale di questo pezzo John Lennon avrebbe voluto, ma era impossibile, che gli ascoltatori potessero scegliere 5 o 6 versioni differenti a seconda dell'umore che avevano. Era poi impossibile metterli su vinile di questo Being for the Benefit of Mr. Kite, e in questo caso Lennon era all'epoca, prima in realtà l'ha già incontrata, però prima che Yoko Ono lo cambi completamente, era sicuramente il meno interessato ai mutamenti politici che stavano intorno a lui. È il Lennon che scrive le canzoni come Imagine, che è tutt'uno con Yoko Ono, tanto disprezzata forse perché è la concausa della fine dei Beatles, ma che andrebbe rivalutata per quello che è riuscita a fare invece con Lennon a livello artistico, poetico, di consapevolezza. Comunque sia, Lennon in questa canzone
ha un'idea che è un'idea rispetto al rock e al pop che c'era avanti con i tempi, che la canzone possa cambiare continuamente, possa mutare forma. È un disco in generale, che deve anche infatti è tra i personaggi che vengono rappresentati nella celeberrima copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, è, dicevo, un disco che condensa tutto quello che è successo al pop e al rock negli ultimi 4-5 anni. La rivoluzione cosiddetta di cui abbiamo parlato è una rivoluzione che parte forse negli Stati Uniti o parte ancora da più lontano, parte dal blues che è un canto di protesta e di orgoglio dei neri, e arriva nella vecchia Europa con questo incredibile estro che forse hanno gli europei più degli statunitensi. Sta di fatto che non è che Sgt. Pepper's sia il capolavoro della storia del pop e della storia del rock, non azzarderei un termine del genere, ma sicuramente è l'esempio di quello che in quel momento il rock rappresenta, un atto culturale che è una rivoluzione, perché quelle canzoni sarebbero dovute durare un paio di mesi al massimo. Una delle domande che i Beatles si sentono fare più di frequente quando vanno alla BBC tra il 62 e il 65 è: ma cosa farete poi da grandi? Ma quando il vostro successo finirà, che farete? Perché l'idea che una canzone pop, rock potesse durare più di una stagione era assolutamente inconcepibile. E grazie, innanzitutto a Elvis Presley, se vogliamo essere onesti, e a dischi come questi, che cambia invece la percezione di quello che può fare il rock, la canzone, il pop in generale. I Beatles non si fermano a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, riescono a chiudere il 67 con il fiasco più clamoroso della loro storia, un fiasco che in realtà non è musicale ma è televisivo. Quando il 26 dicembre del 1967 viene irradiato da BBC 2 il loro lungometraggio completamente gestito anche come registi, si chiama Magical Mystery Tour, arrivano praticamente le centraline in pochi istanti dell'emittente di Stato britannica, rimangono intasate dalle telefonate degli spettatori che vogliono sapere chi sono questi maledetti impostori che stanno interpretando i Beatles in televisione il giorno di Santo Stefano, rovinando completamente la bella reputazione che si erano creati.
promotore del Magical Mystery Tour, indice una conferenza stampa per scusarsi pubblicamente con tutti i fan dei Beatles. Il film è un insuccesso clamoroso. 5 anni dopo il film viene proiettato in alcuni cinema selezionati negli Stati Uniti, un successo strabiliante. Paul McCartney indice una conferenza stampa per sostenere che lui l'aveva sempre detto che questo film era avanti con i tempi. La verità sta in mezzo probabilmente, perché se voi avete visto questo film saprete che ci sono sicuramente degli sfilacciamenti proprio linguistici, ma nello stesso tempo è un film dove c'è per esempio il gran gruppo al completo dei Monty Python che dà una mano dietro le quinte, ci sono i Balls of Duda Band, una grande band surreale dell'epoca, i Beatles con grande lungimiranza ospitano in questo film, e c'è poi I'm the Walrus, una grande canzone di disadattamento puro di John Lennon, che è filmata e ripresa anticipando un po' quelli che sono anche i piani stretti del videoclip con grande classe. Ecco, è un film che è il segno dei tempi, ed è anche, visto che viene proiettato alla fine del 1967, l'epitaffio dei Beatles. Ci saranno ancora un paio d'anni di collaborazioni tra questi meravigliosi personaggi, ma l'alchimia si spegne qui. Perché John Lennon non avrebbe mai voluto tutto questo, perché le donne non ce n'è una ma ce ne sono due, c'è anche Linda McCartney, entrano prepotentemente nella vita personale di due amici che in questo gruppo di grande solidarietà maschile che è affiatatissimo viene incrinato anche dall'entrata di personaggi estranei, grazie al cielo, voglio dire, perché la fine dei Beatles e il loro aderire agli anni 60 li ha resi unici da tanti punti di vista, però il 67 è proprio l'anno del non ritorno, del viaggio dove non c'è più veramente il ticket to ride, non c'è più il biglietto di ritorno, c'è una sola andata che termina con questo film e con le meravigliose canzoni che ci sono dentro. I Beatles del 1968, devo dire che il bus di Magical Mystery Tour è un'invenzione di McCartney che mutua appunto dal bus dei Merry Pranksters, che erano il gruppo di disordine psichedelico che accompagnava per esempio i Grateful Dead nella Bay Area a San Francisco. Quindi c'è questa onda che arriva dalle California e si infrange nel Magical Mystery Tour dei Beatles. E devo anche dire che il 1967 giugno è il mese del Monterey International Pop Festival, dove c'è questa cosa di nuovo che è dirompente. Ci sono due neri che diventano due star, è la prima volta che capita nel mondo del rock, perché sì, i neri sono un punto di riferimento, ma nemmeno Little Richards c'era riuscito a diventare una vera e propria star. E invece succede che a questo festival, che è un festival cruciale per la storia del rock, perché è il primo raduno di gruppi, il biglietto è di $1, quindi è assolutamente un biglietto simbolico, viene ripreso dallo stesso Don Alan Penbaker che 2 anni prima aveva ripreso Bob Dylan a Londra. È molto più rivoluzionario e dirompente di Woodstock, che invece è in qualche modo la fine del movimento. Nel 67 si incontrano moltissimi gruppi, uno dei promotori del Monterey International Pop Festival è proprio Paul McCartney, e i due ci sono tutti, Jefferson Airplane, c'è una incredibile Janis Joplin che canta con i Big Brothers facendo balzare il cuore in gola a moltissimi ascoltatori, ma ci sono soprattutto due neri che hanno un successo da cui non sopravviveranno. Uno si chiama Otis Redding, è quasi sconosciuto al pubblico che lo vede e impazzisce, diventerà una star e morirà alla fine del 67 in un incidente d'aereo. Rimarrà Sitting on the Dock of the Bay come testimonianza di questo incredibile soul singer e incredibile personaggio. L'altro, che ha un successo straordinario e che brucia, lui dice la prima, chissà se non l'aveva bruciata da qualche altra parte, comunque brucia la sua prima chitarra, è Jimi Hendrix che diventa una star assolutamente, il famoso adagio nessun profeta in patria, dopo essere emigrato in Gran Bretagna, a Londra. Non emigrerà anche questo no, a Londra, perché diventa importante tornando a casa. Monterey ha molto successo a Londra, ma qui in questo festival in California, bruciando questa chitarra, diventerà
quello che non si aspettava neanche lui di diventare. Possiamo proprio sentire, visto che ve l'avevo detto, la performance, questa Purple Haze è il pezzo che Jimi Hendrix, in mezzo alle urla del pubblico, intona prima di dare fuoco alla sua chitarra preferita. In realtà, grazie al cielo, si trattava di una controfigura. This guy, all around, don't know if I'm coming up or down. Am I happy or in misery? Whatever it is, that girl put a spell on me. Tell me, baby. Tell me, baby. Purple Haze dal vivo a Monterey 1967, Don Alan Pennebaker riprende tutto, ci sono moltissimi gruppi, uno dei promotori è Paul McCartney. Arriviamo a chiudere questo cerchio di musica rivoluzionaria, ma soprattutto di musica che rivoluziona l'idea del pop e lo rende qualcosa che rimane. Tornando ancora una volta ai Beatles, come diceva Mario introducendo questo incontro, 1968, anno di gioia relativa e di rivoluzione alla fine poca, ma sicuramente l'anno in cui i Beatles ballano ognuno da solo, per dirla un po' semplicemente. L'album bianco è una raccolta di canzoni solitarie, anche secondo qualcuno un triste commiato, è un disco che attraversato adesso ha tantissime idee. E soprattutto una cosa, oltre a Revolution con cui ci saluteremo, è anche un disco spettrale per quello che è successo dopo. Tra le canzoni dell'album bianco ce n'è una che diventerà tristemente famosa perché sarà lo slogan usato dai seguaci di Charles Manson per il massacro di Bel Air, dove morirà anche l'attrice Sharon Tate. Helter Skelter. Helter Skelter, secondo molti, è il primo esperimento di musica davvero dissonante della storia del pop. Penso che sia in effetti così, e la cosa, per spazzare una volta per tutte il cliché di Paul McCartney come il più cortese, il più gentile dei Beatles, la cosa più importante è appunto che Helter Skelter l'ha scritta proprio lui, Paul McCartney. You ain't no
questa coda distorsiva che state ascoltando non è solo un'idea di Paul McCartney, ma è anche un'idea di George Martin, e dà una mano importante uno che è un amico di famiglia, talmente amico di famiglia che a un certo punto ruberà la donna a uno dei Beatles, ovvero Eric Clapton. È Helter Skelter, al di là delle connotazioni drammatiche, vedete c'è anche questo ritorno di fiamma della chitarra, è Helter Skelter un brano che apre la porta a tutti gli effetti alle sperimentazioni più rocciose della musica. Vuol dire che i Beatles su questo sono stati davvero i primi. Povero Ringo Starr che urla che ha le vesciche sulle sue dita, in realtà non ha suonato la batteria in questo pezzo perché era in vacanza in Sardegna, ma vedete cosa può fare la drammatizzazione di una canzone. Quindi chi ha suonato la batteria in questo pezzo è Paul McCartney. La Revolution che sta dentro l'album bianco, escono due album bianchi nel 1968, uno è questo per scelta dei Beatles che volevano un po' di sobrietà, un po' di rock and roll rispetto alla grande opera di Sgt. Pepper's. Questo disco è volutamente registrato quasi tutto in presa diretta, con molte meno session, con molte meno take. L'altro album bianco, suo malgrado invece, perché riprendeva una latrina britannica con improperi, i titoli delle canzoni, e Beggar's Banquet dei Rolling Stones, che viene censurato ed esce con un'elegantissima copertina bianca molto elegante. Due album bianchi che vanno in due direzioni assolutamente opposte forse, anche se i Beatles e Rolling Stones, lo sapete, erano grandi amici, e il primo singolo di successo dei Rolling Stones si chiama I Wanna Be Your Man ed è scritto da Lennon e McCartney. Ecco, al di là di questo, la rivoluzione dei Beatles del 68 è una rivoluzione fatta di un ritorno alle origini, perché succederà anche in Abbey Road e ancora di più da DB, ma forse l'album bianco è ancora più rock and roll dei due che seguiranno. Revolution è un pezzo su cui John Lennon sbatte la testa tantissime volte, che scrive in modi differenti: voglio la rivoluzione, non la voglio, non lo so, insomma in realtà penso solo alla mia storia d'amore con Yoko Ono, e l'effetto finale è esattamente questo. I take two. Okay. Tell me
Should you feel it's gonna be? Should we do alright? Should you feel it's gonna be? Should we do alright? Should we do presa in giro, perché John Lennon a questi rivoluzionari della domenica lancia qualche frecciatina, insomma la rivoluzione non deve essere un'attitudine ma deve essere un modo di concepire la vita, basta, Bob Dylan l'abbiamo sentito abbastanza, dicevo che poi è incredibile pensare a come John Lennon da lì a un paio d'anni cessi di essere così ironico e distaccato come in questa canzone oppure in un altro pezzo che si chiama Yard Blues, dove prende in giro l'attitudine un po' autocompassionevole di certi che fanno il blues negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna. La rivoluzione è un termine impegnativo, così come la poesia, così come alla fine la canzone. L'unica cosa che possiamo dirci oggi, io spero che voi con questo concordiate con me, che siamo felici che le canzoni, grazie a quello che è successo proprio tra il 1965-64 e il 1969, sono riuscite ad avere un peso culturale importantissimo, e il merito è davvero di questi ragazzi che abbiamo sentito, tutti quanti che arrivavano, per citare John Lennon, dalla working class. Un'ultima cosa con cui vorrei salutarvi è questo pensiero, ma pure i nostri Pooh arrivano, sono figli di camionisti, figli di operai che riescono a inventarsi una vita diversa e una vita di riscatto anche sociale, al di là che questo sia un momento individuale, che quindi non abbia forse una rete vera e propria, però la storia del rock è la storia dei ragazzi figli di proletari che diventano delle grandi rock star e che non si dimenticano però delle loro origini, e questo a me mette di discreto umore. Grazie.